Ma concludiamo con il grande clarinettista Alberto Corder e il critico musicale Enrico Pettinello. Buonasera a tutti, grazie della presentazione sontuosa. Allora, come è andata questa giornata? C'è qualche reduce che ha fatto parecchi incontri? Bravi, così mi piace. Allora cercheremo di terminare degnamente la serata. Vi siete divertiti fino adesso? No, bene. Allora non dobbiamo smentire. Allora, io ringrazio l'Ateneo Veneto, questa che mi ha chiesto di chiudere insieme a Alberto e al suo clarinetto questa giornata. E mi ha chiesto di chiudere questa giornata inserendomi all'interno appunto della programmazione con un format che è un format che qui all'Ateneo Veneto, forse qualcuno di voi era già presente e quindi lo conosce. È un format che abbiamo sperimentato con un certo successo, cioè quello di abbinare, allora, a seconda di quello che uno preferisce, o abbinare a un concerto anche una conversazione, o abbinare a una conversazione un concerto. Comunque quello di raccontare qualche tema, fare due chiacchiere, ascoltare anche della musica in video e aggiungervi poi un concerto temporalmente un po' più breve, ovviamente di un concerto abituale, però un piccolo concerto a chiusura di questa chiacchierata. E la chiacchierata che volevo fare con Alberto e con voi questa sera riguarda il ruolo del clarinetto nel jazz, uno strumento che chiaramente facilmente si abbina al jazz, si associa anche mentalmente al jazz, che però ha una storia particolare, una storia curiosa, che attraversa i decenni con dei momenti di particolare popolarità e dei momenti invece di popolarità piuttosto scarsa e che comunque anche oggi rimane uno degli strumenti più interessanti e forse anche avventurosi che è a disposizione degli improvvisatori. Il fatto che io abbia chiamato Alberto, che lo testimonia, perché ovviamente è un musicista che vedete bello, giovane, e che quindi rappresenta quanto di meglio oggi c'è nell'ambito dell'improvvisazione e di questo strumento, e quindi poi chiacchiereremo con lui appunto su questo argomento e poi lasceremo che ci faccia ascoltare un breve, diciamo, uno showcase di una ventina di minuti appunto ininterrotto alla fine della nostra chiacchierata. Allora, grazie Alberto, benvenuto. Allora, iniziamo a parlare del clarinetto del jazz. Ovviamente alcune cose dovrò un po' riassumerle velocemente, però spero che vi seguiate. Se c'è qualche domanda, fatela. Allora, chi è questo signore? Allora, per molte persone, soprattutto per chi magari è nato negli anni 70, alla parola clarinetto la prima cosa che viene in mente è questo simpatico signore che si chiama Enzo Arbore e che portò a Sanremo, qualcuno lo ricorderà, forse temo tutti lo ricorderanno, una canzone che si chiamava appunto Il clarinetto. Era il 1986 e per molte persone che erano ragazze all'epoca, io avevo 15 anni, nell'86, quindi ero ragazzo, la parola clarinetto viene subito associata a una musichina simpatica e anche a una bella serie di doppi sensi che Renzo Arbore ha sentito in questa canzone, che non ascolteremo. Per qualcun altro invece clarinetto può essere il nostro amico Woody Allen, che è ovviamente un regista e comico di straordinario talento, clarinettista di assai più modesto talento, che però si diverte molto e suonando il clarinetto, credo forse non lo fa più, però all'epoca suonava ogni lunedì insieme a una band di Dixieland, aveva acquisito una certa dimestichezza. Però direi di ricominciare dall'inizio, cioè non dall'inizio. Allora, che cos'è intanto il clarinetto? Beh, lo sapete tutti, però magari riassumiamo di che cosa si tratta. Vuoi farlo vedere uno strumento intanto? Così. Allora, è uno strumento che fa parte della famiglia dei legni e è uno strumento a lancia semplice
che si differenzia dagli strumenti che hanno invece una doppiancia. Vuoi dire rapidamente cos'è? Così. È fondamentalmente un pezzettino di canna di bambù piallato, tagliato a modo, che è applicato al becco, fa vibrare l'aria e produce in questo modo il suono. Diciamo, i primi esemplari erano fondamentalmente dei tubi non erano praticamente chiavi. Poi diciamo, dopo il Settecento, Mozart, Böhm, un francese, ha concepito fondamentalmente questo strumento, più o meno. Adesso ci sono fondamentalmente due scuole, la francese e la tedesca. Ovviamente il più usato è il francese, appunto il trento tedesco ha un uso minore, diciamo. Lo strumento di canna cilindrica, differentemente dal sax che è conico, e diciamo, la sua particolarità è che ha un registro molto elevato, cioè si fa delle note molto profonde e calde, delle note molto acute e squillanti. Diciamo che, come vedete da lì, insomma, molti autori, insomma, famosi, diciamo. Ma in città di Mozart che ha scritto un... Sì, ovviamente Mozart sì, è un esempio incredibile delle potenzialità dello strumento, insomma. Ecco, per quanto riguarda me, insomma, io ho una formazione, diciamo, che purtroppo non include lo studio della musica classica, però io mi sono specializzato più sulla musica improvvisata, il jazz, quindi direi che potremmo iniziare a vedere. Sì, perché poi questo era un rapido così, resume della storia del clarinetto, che poi entra a far parte anche dell'armamentario dei compositori classici. Non è stato uno strumento amatissimo e ultra popolare. Ci sono alcuni compositori che hanno scritto delle cose molto interessanti per clarinetto, dato che rimane uno strumento tipico dell'orchestra, a volte anche di alcune di quelli che sono le formazioni di musica da camera per strumenti a fiato, ma non è uno strumento che raggiunge, come il violino e il pianoforte, una popolarità di strumento solista così forte. Lo ritroviamo poi all'inizio del Novecento, nel jazz delle origini, come uno degli strumenti invece fondamentali, quello che fa parte praticamente delle tipiche formazioni. E fa parte delle tipiche formazioni non tanto per il suo nobile utilizzo all'interno delle orchestre di musica classica, ma per la sua anche grande versatilità come strumento per la musica popolare. Strumento semplice da trovare, magari facile da portare in giro, che sembra una lietato. Ecco, e nel jazz di New Orleans, quello delle origini, ha un ruolo particolare perché fondamentalmente il canto, la melodia viene affidata alla cornetta o alla tromba e il clarinetto ha una funzione di controcanto, ricama dei controcanti di questo jazz, che è un jazz fortemente corale, fortemente polifonico, insieme alla cornetta. Qui vi cito solo alcuni dei virtuosi dello strumento in quegli anni, Johnny Dodds, Jimmy Noon e Sidney Bechet, che è un musicista che poi ha una grandissima fortuna anche in Europa e che renderà molto popolare anche il sassofono soprano, che all'epoca non era molto considerato e che poi scomparirà dalla circolazione per poi ricomparire solo con John Coltrane. Prima di John Coltrane. Sì, siamo diciamo un po' negli stessi anni, metà degli anni 50, lo stile non era molto popolare all'epoca come lo era John Coltrane, e si dice soprano che è una specie di ricorda un po' in quanto a registro, in quanto a forma, è un po' il clarinetto dei sax, diciamo, chiamiamolo così. Allora, questo signore è Johnny Dodds, io vi scompare perché compare un video, e compare questo video, vi faccio ascoltare Johnny Dodds e come suonava il clarinetto delle origini. Oh, scusate, eccolo qua.
sentito, al di là della registrazione che ovviamente data l'età non era eccellente dal punto di vista qualitativo, però avete potuto sentire una sonorità che è una sonorità da un certo punto di vista ancora grezza, ancora molto vocalizzata, molto espressiva. Alberto, qualche annotazione veloce su questa cosa? Ma ascolto sempre con piacere queste registrazioni, mi fa un po' sorridere anche questa, però ho un buon rapporto con questo tipo di musica, diciamo. Ciò che posso dire mi piace bene quello che viene successivamente, nel senso che No, così ovviamente. vabbè, per introdurre l'argomento, insomma, diciamo che si passa poi all'era dello swing, fondamentalmente, e secondo me questo è un po' sono tanti, è un po' il canto del cigno, insomma, del clarinetto come solista, anche se insomma, in quest'epoca ci sono dei solisti straordinari, insomma, questa è una cosa interessante, magari adesso raccontiamo ovviamente e poi ci dici come mai tu e anche molti altri intendono questo momento come una sorta di canto del cigno. Allora, negli anni 30, in particolare negli anni 40, comunque in particolare negli anni 30, nel pieno dell'era swing, dovete immaginarvi che le big band, le grandi orchestre, sono delle straordinarie macchine per fare ballare. Quando lo racconto oggi, a volte nelle conferenze, soprattutto se ci sono dei ragazzini giovani, ridacchiano sempre, perché io dico loro che racconto loro che il tipo di frequentazione, di frenesia, di eccitazione e di seguito che avevano le big band nell'era swing è paragonabile a quello che si ha in una discoteca oggi. C'erano ragazzi di 18 anni, 20 anni che impazzivano, si vestivano bene e andavano a ballare come dei pazzi fino al mattino su queste musiche che invece adesso sembrano quasi anacronistiche o comunque consegnate a un tempo che è ormai lontano. All'interno delle big band il clarinetto ha un suo ruolo, che è un ruolo di preminenza perché stava comunque già emergendo il ruolo del sassofono come strumento che per potenza, versatilità, penso anche proprio da un punto di vista anche visivo assume una sua centralità. Però esistono comunque degli straordinari, non solo degli straordinari solisti dall'orchestra, pensiamo a Jimi Hamilton e Barney Bigard all'interno dell'orchestra di Duke Ellington, ma anche strumentisti molto più anche così degli showman, dal piglio assai più estroverso, pensiamo a Artie Shaw, e soprattutto Benny Goodman, che è considerato un po' il clarinettista per eccellenza di quel periodo, musicista dalla tecnica straordinaria, dal timbro raffinatissimo, che addirittura suscitò l'interesse di compositori classici che scrissero per il suo clarinetto, che si chiama Bartók, che scrisse per il clarinetto di Benny Goodman, e che va ricordato anche per aveva un'orchestra molto famosa e anche è stato uno dei primi a guidare una piccola formazione molto famosa. Al di là della sua orchestra aveva anche un trio che poi divenne quartetto, con Jim Krupa alla batteria e soprattutto con Teddy Wilson al pianoforte. Voi direte come mai soprattutto perché Teddy Wilson era un musicista nero e all'epoca vigeva una severa e rigorosa differenziazione proprio di circuito di concerti, di circuito di dischi e anche proprio di possibilità di esibirsi per i musicisti bianchi e musicisti neri. C'era un circuito per musicisti neri e per i musicisti bianchi. I musicisti bianchi non potevano esibirsi lo potevano fare in sala di registrazione, ma non potevano esibirsi dal vivo con musicisti neri, soprattutto negli stati del sud. E uno dei primi a sfidare questa cosa è stato Benny Goodman, che era un musicista ebreo, quindi che aveva preso in mente, conosceva e portava con sé anche una certa sensibilità verso quella che era l'accettazione e anche la difficoltà di essere magari
non accettato, e quindi Benny Goodman diventa un protagonista della musica di quegli anni. Allora, vi volevo sentire rapidamente Jimmy Hamilton insieme a Duke Ellington, e poi ascoltiamo un po' di Benny Goodman, e poi Alberto ci spiega perché qui c'è tutto del cinema. Aspettate qua. Ecco qua. Che qui taglierò, scusate. Se parte. Lo ringrazio Pimiento che ha cessato di suonare improvvisamente. Avete sentito che già come sono passati non molti anni dalla precedente che abbiamo ascoltato, eppure già c'è un'evoluzione molto maggiore proprio anche della fluidità tecnica, della capacità anche di usare questo strumento con un senso melodico molto più raffinato e molto più avventuroso al tempo stesso. Intanto andiamo da Benny Goodman, vuoi dire qualcosa? No, volevo sottolineare il fatto di come questo Jimmy Hamilton fosse in grado di padroneggiare tutto il registro dello strumento. Da Johnny Dodds, anche per ragioni tecniche, si sentiva un registro sul medio alto, qui si sente anche la nuance della sezione dei bassi del clarinetto. C'è un momento, sì, ho scelto proprio questo brano perché permette di isolare tutto l'inizio dell'assolo, è solo fatto da Jimmy Hamilton con il contrabbasso, quindi è un momento in cui potete sentire con precisione proprio la sua qualità. Questo invece è Benny Goodman del 1935 con The Devil and the Deep Blue Sea. Avete sentito parlare di diavolo prima, anch'io non volevo essere lì.
del brano, che è davvero straordinario. Il canto era quello di Alan Ward, ma quello del cigno era rimasto ancora sospeso, ce lo devi raccontare. Sì, ovviamente ripeto, Goodman è incredibile come suonasse questo strumento. Io oserei dire anche fin troppo miccante, e secondo me data in quegli anni successivi la necessità di un cambio di espressività nei linguaggi del jazz, hanno in qualche modo spostato l'interesse del solista dal clarinetto a degli strumenti che fossero più incisivi e aggressivi, che permessero anche le tensioni, diciamo, che servono alla qualità del jazz. Dico questo proprio perché appunto in quegli anni poi cominciò a svilupparsi il linguaggio di Bach e fondamentalmente posso dire che appunto con Benny Goodman si è avuto l'apice del clarinettismo, chiamiamolo così, di quegli anni, e successivamente lo strumento è stato un po' non abbandonato, però posto in secondo piano, insomma. Decisamente, proprio è un elemento storico che è oggettivo, nel senso che con gli anni del bebop, alla fine della seconda guerra mondiale, questo atteggiamento anche che tu dicevi un po' ammiccante, comunque sicuramente pop, il jazz era dello swing, era una musica per le masse in particolar modo afroamericane, ma non solo, era una musica molto popolare. Invece dopo la seconda guerra mondiale una parte del linguaggio ha una sua evoluzione molto specifica e è un'evoluzione che va in una direzione di minor popolarità. In questa direzione di minor popolarità, con tutti degli elementi che adesso qui sarebbe forse lungo riassumere, che così vi accenno solamente, è chiaro che, come diceva Alberto, alcuni strumenti diventano proprio lo strumento singolo. La tromba, il sassofono, strumenti molto aggressivi, i ritmi della città sono quelli, soprattutto per i musicisti afroamericani, sono quelli non tanto delle grandi sale da ballo con i lustrini, ma sono magari quelli dei club nei sottoscala alle 3 di notte, e quindi un ritmo di una città che è molto complessa, è molto dura per tutta una fascia di popolazione afroamericana e non afroamericana, che si trova specialmente nelle grandi città in una condizione anche psicologica di grande difficoltà nei confronti di una città e di un meccanismo, che è il meccanismo del lavoro, un meccanismo sociale, tra l'altro in America che esce dalla seconda guerra mondiale, in quel momento mette una specie di ferro da stiro sull'acceleratore e parte velocissimo senza fermarsi dal punto di vista economico e così culturale. Sì, e anche culturale. Il clarinetto, insomma, ci rimane un po' sotto. Alcuni musicisti però rimarranno fedeli a questo strumento e lo suoneranno anche durante l'era del bebop negli anni successivi. Tra l'altro tenete conto che è uno strumento che per il bebop andava benissimo dal punto di vista assolutamente tecnico. Non mi ricordo se era in una conversazione, un concerto che abbiamo fatto qui, o in un altro caso, ad esempio il trombone. Quando ci fu la rivoluzione del bebop, il trombone dovette proprio reinventarsi tecnicamente, perché era uno strumento che non era adatto al bebop, che ha delle note molto veloci, molto vicine. Tenete conto che se uno ha un clarinetto, la cosa anche dal punto di vista tecnico è fattibile. Nel trombone può capitare, soprattutto il trombone che ha il Pulis, cioè quella stile, può capitare che anche due note molto vicine, per fare un re, mi bemolle, mi, uno debba fare un'escursione del braccio che gli viene la sua cattura alle spalle praticamente. E già nonostante pochi sono i musicisti che suonano il clarinetto. In particolare ci sono i musicisti che sono italo-americani, cosa non nuova nel jazz, però è curioso che i due principali esponenti del clarinetto in quegli anni siano Tony Scott e Buddy DeFranco, che sono due musicisti di origine italiana e che saranno i principali solisti. Un rapido ascolto a Buddy DeFranco per sentire come si suonava in quei tempi e poi proseguiamo. Lo taglierò.
Franco se non abbiamo tempo di farvi ascoltare tutto, e poi anche per il concerto di Alberto. Questa è la parte di Franco, avete sentito anche qui con il linguaggio improvvisativo diventa ancora più articolato, più angoloso e più evoluto. Però si tratta sempre di musicisti comunque non di primissimo piano, se vogliamo così dire, in quegli anni. Il clarinetto tornerà invece più al centro della riflessione grazie ad alcuni innovatori, specialmente tra gli anni 50 e gli anni 60, quando il linguaggio evolve ancora e il clarinetto torna un po', si infila, diciamo, non torna apertamente, però si infila in particolar modo nelle maglie della musica jazz che si rivolgeva maggiormente a un suono più caratteristico, pensiamo a Buddy Collette o all'interno del quintetto di Chico Hamilton, ma una musica quindi con una modalità più vicina a quella della musica da camera, quindi con una maggiore attenzione al timbro, per cui un suono meno aggressivo rispetto a quello del sassofono, come poteva dare il clarinetto, che veniva riscoperto per la sua morbidezza e la capacità anche di certe nuance. Ma soprattutto alcuni musicisti, alcuni innovatori, in particolare Jimmy Geoffrey e Eric Dolphy, lo riscoprono come parte di un più vasto armamentario. Mentre prevalentemente in passato, fino a quegli anni, i jazzisti erano musicisti che suonavano prevalentemente un solo strumento o comunque al massimo due e solo magari per dare una varietà, ma suonavano entrambi gli strumenti, magari c'è chi suonava il sax tenore, sax baritono, magari suonavano più o meno nella stessa maniera. Si scopre in quegli anni il multistrumentismo, il polistrumentismo, cioè la capacità di utilizzare più strumenti, ma di utilizzare più strumenti per ampliare la tavolozza della propria tavolozza espressiva, e quindi suonando strumenti anche differenti con intenti, modalità e obiettivi espressivi differenti. Jimmy Geoffrey è un sassofonista prevalentemente che però si aprirà anche al clarinetto, inserirà degli straordinari momenti di clarinetto nella sua musica. Eric Dolphy, un musicista straordinario che insieme al sassofono contatto e al flauto introdurrà, diciamo, fondamentalmente quello che è per la prima volta, salvo qualche eccezione antecedente, per la prima volta introduce il clarinetto basso, che vedremo lì e ascolteremo anche dopo, all'interno del jazz. Uno strumento dal timbro fortemente espressionista, ovviamente essendo basso ha un suono più cupo e più grave, ma è anche dotato di una pasta proprio timbrica molto più espressionista, che in particolar modo, suonato anche in solitudine da Eric Dolphy, prende un connotato quasi di voce umana e diventa come una sorta di prolungamento della voce dell'anima di Eric Dolphy che lo suonerà in maniera mirabile. E immagino che Eric Dolphy sia un riferimento per... Sì, per me insomma resta lì sul piedistallo incredibile anche dopo tanti anni. Per me è uno dei maggiori esponenti del clarinetto basso nella storia della musica. Tra l'altro, scusami se tenete conto che per chi non lo sa, Eric Dolphy è un musicista che è vissuto pochissimo, è morto molto giovane, all'età solo di 36 anni, e dopo aver suonato con Nat Coleman, con John Coltrane, con Charles Mingus, con Max Roach, insomma con tutti i principali musicisti dell'epoca, e con un ruolo non proprio primario, ma con un ruolo straordinario da leader, oltre che leader in proprio. E quindi un musicista che muore a soli 36 anni, quale Eric Dolphy, un musicista che è di fatto un musicista troncato nel fiore dei suoi anni, quindi non sappiamo cosa avrebbe potuto, e quindi rimane anche una sorta di alone quasi così magico e di mistero, oltre che di tristezza per la sua prematura scomparsa, per il fatto che già così giovane era riuscito a portare lo strumento in una posizione di grande avanguardia.
solo per il clarinetto basso, ma anche per il saxalto e il flauto, aveva degli stili veramente personali su tutti gli strumenti. E da dire sul clarinetto basso questa escursione, diciamo, di intervalli che caratterizza il suo suonare è veramente incredibile. Ripeto, per me resta un esempio ineguagliato di lavoro, a parte che lui comunque era uno che suonava sempre, fondamentalmente, era un po' come Coltrane, qualsiasi momento durante i concerti era sempre studiato, era veramente un personaggio molto particolare. E allora ascoltiamolo rapidamente in questo solo Dolfi. Mi scuso con Jimmy Jaffe, ma siccome il tempo poi vola voglio farle ascoltare più cose possibili per poi lasciare lo spazio a Alberto. Qui è con Charles Mingus nella tournée europea del 1964, solo pochi mesi prima di morire, e qui prende un assolo nel brano Take the A-Train, che è un brano di Duke Ellington, che però era stabilmente nel repertorio di Charles Mingus, che da Duke Ellington prese un sacco di ispirazione. Ecco, ovviamente poi non parte, ecco. Eric Dolphy, molto rapidamente stroncamente. Questi intervalli, come dice Alberto, a differenza della solita condotta melodica molto così, diciamo, per darli congiunti, in Eric Dolphy ci sono dei grandi salti. Molto rapidamente ci avviciniamo all'oggi, poi lasciamo lo spazio a Alberto per il suo brevissimo set. Nel jazz dell'avanguardia ovviamente il clarinetto, il multistrumentismo diventa una sorta di regola e quindi il clarinetto ritrova finalmente insieme agli altri serenamente, pacatamente il suo ruolo di strumento con una sua voce importante. Con una sua voce importante proprio perché, come tutti gli strumenti, diciamo, non quelli convenzionali come il pianoforte, la tromba e il sassofono, possiede sempre una grana interessante che spinge anche, soprattutto i musicisti più amanti della ricerca, proprio a sperimentare e a cercare proprio nel timbro dello strumento questa cito John Carter, Michel Portal, sono anche musicisti europei come Michel Portal, John Sermon o Willem Breuker, che era un straordinario sassofonista e clarinettista olandese. Rapidamente, per dirvi poi, negli ultimi decenni lo strumento ha raggiunto una collocazione ancora più globale e puntuale, in particolare l'ambito del jazz che guarda anche al klezmer e alla musica ebraica. Klezmer, musica nella quale il clarinetto aveva il ruolo invece principale, e quindi sia nel recupero di radici popolari sia in quello nel jazz, quello newyorkese che guarda la musica ebraica, lo strumento ha trovato una sua nuova collocazione, non di strumento principale, ma di strumento, diciamo così, tra gli altri. Ti saluto molto rapidamente, facendo sentire, prima di poi dare spazio a Alberto per il suo assolo, un pezzo come di Don Byron, un clarinettista straordinario
afroamericano, che però qui suona la musica di Mickey Katz, cioè la musica di un compositore di ambito invece ebraico, e sentirete come si sposa. Si sposa perché sentito quindi questo anche qua ho dovuto stroncarlo, il clarinetto di Don Mario. Allora, siamo arrivati praticamente quasi al giorno d'oggi. Io lascio la musica a Alberto, poi casomai dopo il breve solo di Alberto, se avete qualche domanda siete benvenuti e fatela pure. Intanto grazie mille, spero che di avervi dato una infarinatura intanto qualche buono strumento così per ascoltare con ancora maggior piacere Alberto Colone, che ci dici cosa ci fai ascoltare? Dunque vi suonerò una piccola suite tra virgolette con un pezzo di mia composizione e altri due pezzi, uno di Brian Eno tratto da Music for Airports e un altro di Fiori Ligeti tratto da Musica Ricercata. Buon ascolto. Yeah.